Un appello all'unità viene fatto dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro al dottor Piero Macedonio, numero uno e fondatore del Patto per il Territorio. Dopo la recente uscita da Forza Italia, è fortemente critico verso la politica attuata dall'onorevole Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale del partito di Berlusconi in Sicilia. Trovare i motivi per unirci e non dividerci, l'appello di Silvio Cuffaro all'amico Piero Macedonio. Io non riconosco l'amico Piero Macedonio in questa intervista, si vede che è un momento di stress particolare in questo momento, perché lui è sempre stato l'uomo del compromesso, della riappacificazione. Questa dichiarazione di guerra non lo capisco né nei confronti di Alfano, che non fa più politica, neanche nei confronti del vicepresidente Di Mauro. Io penso che dovremmo lavorare tutti assieme per cercare di difendere la nostra provincia e il suo comportamento non è quello certo di unirsi per lavorare tutti assieme. Sarà stato, penso, un momento di difficoltà, non so le motivazioni se sono trovare forse alcuni momenti che possono riunirlo al governo della città di Agrigento, se vogliono prendere le distanze dal governo della regione, non lo capisco, però io penso che bisogna lavorare tutti insieme per cercare di trovare i motivi che ci uniscono, non quelli che devono dividerci. Attualmente l'intervista che ha fatto Piero, che richiamo un attimino a una riflessione, è quello di allontanare gli uomini che fanno parte dello stesso schieramento di centrodestra nella provincia di Agrigento. Io invece lo invito a cercare di riflettere e di trovare i motivi che ci uniscono e quindi di lavorare tutti assieme per cercare di essere propositivi nei confronti del governo della regione. Non penso che sia la presenza di un assessore che possa darci più o meno rappresentatività a livello di provincia di Agrigento, sono le iniziative e le proposte, e su questo dobbiamo essere presenti, e io penso che tutti assieme dobbiamo vedere un attimino di proporre al governo della regione, che poi ha una maggioranza molto fragile, quindi anche un semplice deputato può essere molto propositivo e incisivo, non c'è bisogno di avere la presenza di un assessore per portare avanti le iniziative e quindi lottare tutti assieme affinché la provincia di Agrigento ottenga il giusto riconoscimento.